Niš uživo sa Ganetom Videnovićem. Idemo mi dalje sa druženjem. Dakle, rekoh malo čas, stigli su nam gosti iz Italije. I da čujemo kako su njihove prve impresije. Sa nama i vama u studiju. U prevodu će nam pomoći Slavica Mitić-Paolillo. Nisam pogrešila, Slavica? Niste. Predsjednica društva Dante Alighieri. Pa za 12 godina. Svi naučiš. Ja za svaki slučaj moram da pitam. Gosti koji nam stižu. Michele Fortunato, novinar. Giornalista, vero. Dobar dan. Buongiorno. Buongiorno. I Mario Pertile, u stvari menadžer za razvoj aerodroma di Puglia. Dobar dan. Dobar dan. A, bravo. Dobar dan. Kako bi ja to trebala? Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo imparato tutto. Benvenuti. Grazie. Dobro. Grazie. Komplimenti. Odlično. Vi ste danas ovde i naša gošća, poslužit ćete nam i u prevodu. Pomogli ste našim gostima iz Italije da prođu kroz Niš. Čuli smo malo čas šta su sve videli. Medihanu, Čeleku, tradicionalne niške kafane. Sempre riusciti, oltre a visitare i monumenti, a conoscere la cucina serba. Certo, è da ieri che conosciamo la cucina serba, quindi ci siamo trovati abbastanza molto bene, devo dire. Stvarno smo se mnogo dobro proveli. Od sinoć smo ovde i prvo su bile niške kafane na meti. Točno sam znala šta će novinar da kaže. To prvo novinar interesuje. Come giornalista sapevo proprio che cosa si... Svuda smo isti. Abbiamo molte cose comuni, Molte vero? cose in comune, certo. Oggi abbiamo scoperto per esempio che qui si celebra San Nicola, che noi abbiamo festeggiato 9 giorni fa. Evo, otkrili smo da se danas Sveti Nikola slavi u pravoslavnoj crkvi. Mi smo pre 13 dana proslavili. U Bariju je bilo baš izuzetno, pošto su tamo. Perché è importante San Nicola per Bari? San Nicola è il patrono della città di Bari e poi rappresenta il punto di contatto con le popolazioni che sono al di là, dall'altra sponda dell'Adriatico. Quindi nel nome di San Nicola c'è questa unione dei popoli, diciamo, che va al di là di quelli che sono i confini nazionali. U Bariju su mošti Svetog Nikole i on je zaštitnik grada Barija, ali za nas je on simbol jednog ujedinjenja, pošto nas uvek asocira na sve te narode sa druge strane obale koji dolaze da slave Nikolu zajedno sa nama. Imali su priliku da vide naše znamenitosti ovde. Šta je ostavilo najveći utisak? Che cosa vi è colpito di più di tutte queste cose che abbiamo visto oggi a Niš? Noi abbiamo apprezzato una città molto vivace, molto dinamica, un senso dell'accoglienza spiccato e la cosa che ci ha colpito è che è una città, almeno per quello che abbiamo visto, molto giovane, piena di giovani, quindi secondo noi piena di speranze e che quindi insomma e questo è un aspetto importante. Ja bi jedan opšti utisak da iznesem. Ono što je nas najviše fasciniralo, to je veliki broj mladih ljudi, živost. To je za nas kao neka nada u novu budućnost i bolju budućnost. A kolegu? Anche oltre alle cose che diceva Michele, risalta subito la quantità di giovani che c'è, ma poi anche l'educazione della gente e la pulizia anche che si percepisce, l'ordine. Questo io ho riscontrato subito come primo impatto qua a Nice. Una cura anche nei giardini, nelle cose semplici che denota un'attenzione, diciamo, Da ne ponavljam, slažem se sa svojim kolegom, ono što je on rekao, ja bih istakao pored toga da su mene isto zadivili ljudi koji su jako gostoljubivi i Niš je jedan čist grad. Ovo je stvarno divno da vidite na svakom koraku da su parkovi uređeni, da bar one gde smo ih mi proveli, jel? Da ste njih vodili na lepa čista mesta, dobro, pazili ste gde vodite gosti iz Italije, dobro. Dobro, u principu primetili smo se svi nekako više trudimo da Niš bude čisti, nije dovoljno. To i drugi primećuju, što je jako lepo. Šta vide kao zamerku? Šta je ono što stranac kad dođe ovde u Niš ima zamerku? Šta im se ne dopada? Šta treba da popravimo ako hoćemo da nam dođu gosti
u ovoj godini Milanskog edikta godišnjice? Ecco, quest'anno si festeggia il Giubileo dell'Editto di Milano per attirare i turisti dall'estero, dalle vostre parti per esempio. Che cosa possiamo cambiare? Penso che la prima cosa più importante sia far conoscere questo avvenimento. Onestamente noi lo abbiamo appreso oggi, quindi credo che vada fatto molto di più sul piano della comunicazione, quindi per far sì che si possa creare interesse attorno a un evento è necessario che questo evento venga conosciuto. E al momento effettivamente devo dire che è poco, se ne sa ancora poco, almeno per quanto riguarda il nostro territorio. Za nas je ovo bilo jedno otkrovenje, ono što smo doživjeli danas, ali vi morate da se potrudite da malo jaču promociju napravite, jer smo mi za neke stvari saznali tek danas, a o tome je trebalo da se priča mnogo ranije. Jedino bi to rekao kao neku preporuku. Dobro, a kao menadžer za razvoj, šta nam savjetuje? U kom smeru treba da se razvijemo? Šta nismo dovoljno odradili dobro? Che cosa dobbiamo fare? Ma volevo un attimo anche dire per l'Editto di Milano, ricordiamo che nell'ambito del progetto AIRNet stiamo facendo conoscere attraverso giornalisti italiani, anche di importanti testate giornalistiche e anche delle televisioni importanti, la realtà di Nice, la città di Nice e anche l'editto quindi di Milano del 313, è corretto, no? Per cui noi cerchiamo attraverso anche il progetto AIRNet di far conoscere la storia e la città di Nice e anche di far conoscere tutte le attività importanti italiane e non solo, che hanno scelto di operare qua a livello industriale. Per cui diciamo questo è anche uno degli obiettivi che ha il progetto AIRNet, quello di far conoscere anche la cultura e gli aspetti importanti della vita, importanti per il territorio, per la città. Ecco. Mentre io traduco, lei ha compito di trovare qualcosa come esperto per lo sviluppo, sì. quale consiglio possiamo dare Sì, per contribuire, sì. Va bene? Ok. Evo, dok ja prevedem, on će morati ipak direktno da odgovori na vaše pitanje. Znači, on je kazao da ovaj novi projekat AIRNet baš ima za cilj da te neke manje poznate destinacije pruži priliku da se predstave. Mi smo, kao što ste čuli, danas došli sa ekipom novinara, vaših kolega, koji će imati taj zadatak da prenesu na pravi način sve ono što su ovdje doživjeli. A njegov savjet za brzi razvoj i uspešni, adesso dobbiamo sentire il consiglio. Sì. Ma io il consiglio che do a quest'area geografica importante, a questa città importante della Serbia, è quello di essere se stessi. Io vedo delle persone che lavorano in silenzio e che fanno il loro lavoro credendoci, e se voi riuscite a continuare questo percorso avrete sicuramente successo. Un aspetto importante comunque è quello di farsi conoscere fuori, anche dal punto di vista turistico. Credo che Nice abbia delle opportunità molto interessanti da sviluppare. Penso anche al discorso delle terme che ci sono e che potrebbero essere, come dire, maggiormente promosse dal punto di vista del turismo, però questo lo devi fare in fiere del turismo, in appuntamenti anche all'estero, fuori dalla Serbia, in Italia, in Europa, partecipare anche, sarebbe importante che la città di Nice partecipasse ai principali meeting che avvengono in Russia, a Londra, a Milano, in tutta Europa, per far conoscere queste attività importanti legate al turismo. Dakle, ja vam savjetujem da ostanete svoji, pošto me je to zadivilo. Vi imate svoji neke principe kojih se držite i to je dobro, ali da bi se postiglo
postigla prava promocija, naročito, evo danas smo bili u Niškoj banji i na njih je to jako dobar utisak ostavilo. Mora da se učestvuje, naročito na međunarodnom polju, na svim tim sajmovima, naročito u Moskvi, u Londonu, jednostavno tamo gde su berze, gde se odlučuje i gde se neko mora da nametne ako nije do sada imao neku tradiciju u tom turističkoj promociji. Pretpostavljam da će poslušati savjet. Oni koji treba da čuju. Kako će glasiti prva rečenica kada se bude predstavljao Niš? Je li ima kolege ideju? Koja je prva rečenica kojom će predstaviti grad Niš? Speriamo che i nostri politici danno retta a quello che ha detto. La prima frase che deve scrivere quando fa relazione su Niš. Potrebbe essere Niš un mondo da scoprire. Niš, čitav svet koji treba da otkrijete. Sjajno. Hvala što ste nam bili gosti danas. Grazie. Grazie a voi. Lepo se provedite u Nišu. Hvala vam što Buon ste... divertimento. Grazie. Hvala vam što ste nam doveli goste. Hvala vama. Dakle, sutra verovatno nove destinacije. Aerodrom je tu Jasno. ovako, ali ja sam uvek tu neko. Što ste im pomogli da nam dođe na ovom sudu. Naravno, jasno, i aerodrom stoji za cijele ove priče i čitav grad Niš. I čitav da grad Niš. poslušaju savjeti, sve će biti u redu, je li tako? Može. Ecco, dobbiamo seguire i consigli. Grazie. Grazie a Hvala voi. što ste nam došli u goste. Idemo mi dalje. Hvala vama na pozivu. Idemo dalje, idemo na džingl, može džingl i čekamo Vojkana da nam malo priča o operi Slepi miš. On žuri, za koji trenutak treba da se vrati nazad. Hajde da vidimo šta Vojkan može da nam kaže, koliko smo mi spremni za večerašnju operu Slepog miša. Džingl, novi gosti.